Quanto può essere esteso territorialmente il vincolo di cui al patto di non concorrenza? Un caso pratico. Del patto di non concorrenza del lavoratore dipendente e dei requisiti di legge per la sua validità abbiamo già parlato in altri precedenti video di cui vi lasciamo i link in descrizione. Nel video di oggi approfondiremo il tema dell'estensione territoriale del patto di non concorrenza attraverso la descrizione di un caso pratico. Prima di iniziare, ricordiamo che la legge prevede che il patto di non concorrenza, per essere valido, debba essere circoscritto, oltre che a un settore merceologico, anche ad un ambito geografico delimitato. Infatti, se così non fosse, il rischio è che il lavoratore non possa più reinvestire la propria professionalità una volta cessato il rapporto di lavoro, o in parole più semplici, che non riesca più a lavorare. Ciò chiarito, vediamo ora un caso pratico che riguarda per l'appunto sotto un profilo concreto l'estensione territoriale del patto di non concorrenza. Tizio lavora in un negozio che vende capi di abbigliamento solo a livello locale e sottoscrive un patto di non concorrenza esteso in tutta Italia della durata di 3 anni, durata massima del vincolo per i lavoratori dipendenti standard. Il patto infatti può avere una durata massima di 5 anni solo per i lavoratori che ricoprono ruoli dirigenziali. Il patto vincola Tizio nel settore merceologico della vendita e distribuzione di prodotti tessili e affini. Ciò significa, ad esempio, che Tizio, una volta cessato il proprio rapporto di lavoro, non potrà andare a lavorare nemmeno per negozi di scarpe o, ad esempio, che vendono biancheria per la casa, che si trovino su tutto il territorio italiano. Tuttavia, Tizio potrebbe lavorare in qualunque altro esercizio commerciale che non venda prodotti del settore tessili e o affini. Il patto è valido? Per verificare la validità del patto, di regola, i giudici compiono una valutazione in termini di ragionevolezza del vincolo complessivamente risultante dall'architettura del patto stesso. In altri termini, il patto sarà considerato nullo se per la sua eccessiva estensione non consente al lavoratore di reinvestire la propria professionalità. Per questa ragione, nel caso di specie, in via prudenziale, potrebbe essere opportuno limitare l'estensione territoriale del patto alla regione in cui opera l'impresa ed eventualmente anche a qualche altra regione limitrofa, considerato che, in ogni caso, la clientela dell'imprenditore è esclusivamente locale e che quindi non è necessario prevedere un'estensione del patto sull'intero territorio italiano, con il rischio che un giudice lo dichiari nullo in quanto eccessivamente restrittivo. In altre parole, quando si redige un patto di non concorrenza, occorre sì prevedere un'estensione geografica del vincolo adeguata a tutelare l'imprenditore, ma al contempo non eccessiva, proprio per evitare che il patto venga dichiarato nullo perché troppo esteso. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, abbiamo un'intera sezione dedicata al diritto commerciale. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.